Manca davvero poco alla consegna ufficiale dell'impianto di gioco del Circolo Bocciofilo Sassari. Ne parliamo con il suo presidente Gavino Sodini e dopo un bel po' di tempo finalmente andremo a godere di un impianto che potrà ospitare manifestazioni a livello internazionale. Un ottimo successo per la vostra associazione e soprattutto per gli amanti delle bocce. Beh, certo, dopo abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, quello di avere un impianto nostro, un impianto diciamo nostro, possiamo dire, un impianto del comune, ma fatto con tutti gli accorgimenti necessari per poter disputare anche incontri internazionali. Questo ci fa solamente onore e piacere. E soprattutto siete una delle poche società in Sardegna, mi pare proprio ce ne sia un'altra che può ospitare kermesse di un certo livello, per un movimento che è in continua crescita. Beh, diciamo di sì, noi siamo soddisfatti di quello che facciamo, quello che ci manca un po' è la situazione dei ragazzi, di giovani, perché in questi ultimi anni siamo riusciti ad avere una squadra femminile. Più stiamo allestendo, già abbiamo diversi disabili che stanno praticando questo sport e sicuramente riusciremo a formare anche una squadra di questi ragazzi. Speriamo che anche qualche signore, qualche signorina possa venire a giocarci, ecco. Sì, è una cosa importante perché poi nello spirito dei circoli sassaresi, e ce ne sono tanti, il gioco delle bocce è davvero radicato. Questo vi fa onore e poi soprattutto, come si diceva poc'anzi, un impianto che sì, vi è stato concesso dal Comune, ma che ha visto un impegno in prima persona della vostra società e con tanto impegno. Quanti iscritti siete? Perché siete davvero tanti. Noi attualmente la nostra società è composta di circa 90 soci, tra uomini e donne, e più 5-6 diversamente abili. Questo vogliamo, diciamo, crescere. Crescere vuol dire cercare di andare nelle scuole, cercare un po' di far venire ragazzi giovani, perché è uno sport che ti dà soddisfazione a livello sia provinciale che nazionale. Sì, e poi Gavino, mi permetto di aggiungere che è uno sport che non ha età, nel senso che si può iniziare davvero da piccoli fino ad età inoltrata, e devo dire che ci sono anche delle scuole di pensiero che dicono che più si va avanti nel corso della maturazione della persona e più questo è un gioco che aiuta la concentrazione e quant'altro. Certo, sicuramente. Diciamo che noi qualcuno con età avanzata ce l'abbiamo e che continua a giocare a bocce, che ne va della sua forma anche fisica, sembra così, ma è uno sport che richiede movimenti, che richiede anche praticità nel svolgere il gioco delle bocce, perché salire, scendere, andare, tornare, inchinarti, prendere la boccia, giocarla, è sempre... Pensare a sistemare vicino al boccino è importantissimo. E cercare di metterla vicino, perché queste sono le sfide che noi facciamo sia tra di noi che con altre realtà, altre società, che oltre a questo ci confrontiamo anche con squadre di alto livello, visto che facciamo un campionato alto livello di A2 e ci sono diverse squadre che ci mettono in difficoltà, perché è giusto affrontare il continente, ma anche in Sardegna bisogna crescere, la parola d'ordine, crescere, fare nuovi affiliati, far conoscere questo meraviglioso gioco e poi soprattutto poterlo far fruire in questa struttura che veramente sarà un fiore all'occhiello. Sicuramente, questo sì, credo che l'impianto sarà terminato fra circa un mese al completo. E noi verremo per l'inaugurazione, sappilo. Con grande piacere, grazie al Comune, grazie alle istituzioni, grazie a chi ci sostiene con degli sponsor, e tutto quello che facciamo è tutto guadagnato, dai, diciamo che siamo contenti di questo, sacrifici.
quando le sinergie vanno a braccetto si hanno dei risultati, ma non solo dal punto di vista sportivo, soprattutto a quello che riguarda un problema annoso della nostra città e non solo, gli impianti sportivi. È chiaro che stasera al Circolo Bocciofilo Sassari si è respirata un'area particolare, perché è stata presentata la squadra che farà la Serie A2, però soprattutto fra una ventina di giorni potranno fruire di un impianto che diventa davvero il fiore all'occhiello della Sardegna per quanto riguarda i bocciodromi. Grande orgoglio per questo risultato, perché un bocciodromo che diventa importante tanto da poter ospitare gare internazionali, devo dire è una soddisfazione che dobbiamo proprio all'impegno che associazioni e società stanno mettendo, devo dire in tutti gli sport, e noi come amministrazione non possiamo che supportarli con soddisfazione, perché merita il nostro supporto, danno lustro alla città, ci fanno socializzare. Questo circolo in particolare davvero occupa un posto importante in città, sono davvero contenta di come stanno andando le cose, tante strutture stanno migliorando, da fare ne manca e ce n'è, però è una strada intrapresa è quella giusta, una sinergia importante. Ai nastri di partenza il campionato di Lega 2 praticamente, la Serie A2 per quanto riguarda un circolo bocciofilo, quello di Sassari, che presenta il suo capitano Americo Diomei. Benvenuto ai nostri microfoni. Dicevamo poc'anzi, una società, un pubblico, un bocciodromo davvero all'avanguardia, adesso bisogna rispondere ai presenti sul campo. Sicuramente cercheremo di fare il meglio. È molto impegnativo come campionato perché è sempre una Serie A2, noi cercheremo di dare il massimo anche per il presidente e quello che sta facendo. Stasera si è respirata un'area particolarissima, un'area di familiarità, al di là di quelli che possono essere i risultati, di quello che andrà a succedere, però è chiaro che partire con il sorriso e ricordarsi che praticamente facciamo da tramite per tutte, anche le nuove generazioni, perché no, è una cosa importantissima. Capitano? Per i giovanissimi più che altro, se si avvicinassero a questo sport è molto bello. Noi sicuramente, come ripeto, faremo del tutto per mantenere almeno l'A2. E questo è importantissimo. Ultimissima cosa, che effetto farà giocare in un bocciodromo davvero che risponde a tutti i crismi dettati dalla federazione, anche internazionale? Sicuramente si cambierà il tipo di gioco e sarà più alto il livello, perché i campi permettono, le piste di gioco permetteranno sicuramente.